Dottor Erlotta, un'attestazione da parte dell'Ordine dei giornalisti dove si dice insomma, che lei è iscritto da tanti anni all'albo dell'Ordine dei giornalisti, oltre 50 anni. Mi piace ricordare che da 50 anni sono iscritto all'Ordine, però mi piace principalmente ricordare che la mia attività giornalistica è incominciata molto tempo prima. Io ero corrispondente di un giornale che usciva a Catania, si chiamava il Corriere di Sicilia, che ora non esce più da tanto tempo, e ricordo che trasmettevo i miei pezzi via telefono con carico in partenza dal giornale, oppure mandavo un fuorisacco che portavo direttamente al treno e poi lo stenografo scriveva il pezzo e lo passava all'inotipista. Erano tempi eroici, non c'erano tutte le attrezzature moderne che ci sono ora. E io ho nel mio curriculum, diciamo così, di giornalista, ho avuto tanti periodi. Un primo periodo è stato quello di cui accennavo poco fa, ma poi quando ero in servizio come intendente di finanza collaboravo con la rivista Tributi, con la rivista della Guardia di Finanza, con la rivista L'Esattore. Erano tutti articoli che avevano un certo pregio di carattere scientifico e che mi davano modo di espletare la mia preparazione professionale e che mi servivano anche, perché no, anche ai fini della carriera. Però quella del giornalismo è stata sempre un'attività che è stata congeniale al mio carattere, perché c'era un mio amico che diceva che in qualcuno di noi, nelle vene, anziché scorrere sangue, scorre inchiostro. La manifestazione per via del Covid la festa non si è potuta fare, ma diciamo, c'è stata un'attestazione da parte dell'Ordine scritta. Il Presidente dell'Ordine mi ha mandato la medaglia con una bella lettera commovente, ricordando che di solito questi riconoscimenti vengono dati annualmente in occasione dell'Assemblea dell'Ordine. Ricordo io, per esempio, che quando ho avuto la medaglia d'argento per i 35 anni, la manifestazione si è svolta a Siracusa con grande solennità e con grande partecipazione dei colleghi giornalisti. Però i tempi sono quelli attuali e quindi bisogna fare di necessità virtù, e allora l'Ordine si è deciso, anziché di aspettare ancora, perché la concessione della medaglia è del 2019, però ripeto, dato il tempo trascorso, l'Ordine ha preferito mandarli per posta, come dicevo, con una bella lettera del Presidente che mi ha fatto gli auguri anche a nome del Consiglio dell'Ordine.